prossimo anno uscirà dalla crisi peggiore non difendendo il lavoro ma creando lavoro, non difendendo la cultura ma creando, non giocando in difesa ma andando ad attacco. Se saremo in grado di fare quello che siamo chiamati a fare, tende un impegno straordinariamente difficile, ma permettetemi di chiudere così, straordinariamente bello e affascinante, perché se c'è una cosa che ci hanno detto di 2.200.000 persone, che la politica non è fatta soltanto per gli addetti alla politica, che la politica è un'esperienza di passione, di entusiasmo, di coinvolgimento popolare, che la politica è la voglia e il gusto di confrontarsi, anche di discutere, anche di litigare, anche di non andare d'accordo, ma che la politica oggi è l'unica cosa che serve alla tecnica, che serve all'economia, perché quando la politica va in ferie, quando la politica perde il proprio ruolo, accade quello che è accaduto in questi 20 anni in Europa, una fine della classe dirigente, il predominio della tecnica e della tecnocrazia. Abbiate consapevolezza, custodite il grande dono che sono state queste primarie, non per il risultato mio, che non conta niente, per il risultato di ciascuno di voi. E tornando a casa, abbiate consapevolezza che il percorso che inizia oggi non è un percorso destinato semplicemente a cambiare i dirigenti e organizzazioni del PD. Il percorso che inizia oggi è destinato a cambiare l'Italia. Se saremo bravi ce lo faremo. Buona strada a tutti.